Ulea tarpiulea senza una palanca, da 30 anni forse anche più. Non avevi valutato mettine a banca, e qui sono un bel giorno torna in giù. E passi a palazzina e un giardinetto, e un rampicante qua cantina e un vin, e a branda tacca erbi e i giuletti, e da che nascena e i mattini. Ma un figlio che diceva, tu che pensavi? Ah sì, ma forse ti che deve tornare. Ma se pensi a lui mi vedo mai, e di me non piace da mente, riveduri che mi sorprendo, e la lanterna a cava la fiume, ripeto a te, piena illuminata, vedo la fugge e sento franze umane, e allora mi penso ancora di ritornare a poche occhi dove me. Ricordate quando il comune pubblicava i ruoli dell'imposta di famiglia? C'erano i Gadolla, principi della speculazione edilizia, oppure Garrone, principi del petrolio. Come a dire, a rendere di più a Genova sono le colate di cemento e i fumi dell'inquinamento. Questo dà già l'idea del dramma della nostra città, lasciata nelle mani del capitalismo parassitario, benedetto da un cardinale interessato e alimentato da un governo comunale di democristiani e socialdemocratici, servi fedeli di interessi superiori. Il gioco dei favori a Genova non si è mai interrotto. Gli interessi degli impresari e delle banche si sono sempre collegati al potere politico per concludere affari che hanno creato una città ad immagine e somiglianza della borghesia ed hanno emarginato, mentre le sfruttavano e le sfruttano, le classi subalterne, operai, contadini, sottoproletariati. Riveduri che mi sorprendo. Sciamada, negozio torta farinata, Sciamada. Ecco, e mi chiamo Stulla Letizia. Lavoro, vedi, facciamo torta farinata, sono io e mia figlia. Volevo chiedere, quanti anni è che lei è qua, ha detto? 60 anni, sono la più vecchia. La più vecchia quanti? C'è chi della vecchia, l'ho visto. E come li ha passati questi 60 anni qua? Della UA sempre. Sempre lavorare? Sempre lavorare, entrava che la mattina sciotiva a seia, altro che hanno e venì. Sempre da sola? Mia e mia figlia. Lavoro qua come... Burra. Perché cosa vuole? Tutte le case che hanno buttato giù, sciacqueglia che ha tanta gente e l'hanno mandati via e che hanno fatto dei palazzi nuovi. Dicono che costruiscono, dicono che... Noi non so manco come la mia figlia. Ma sa cosa ne fanno di questi palazzi che stanno costruendo? Vedi, l'ha visto? Cagnate dei signori. E cosa dovete che fate? Io per anni chissà quanto ti fanno pagare. Ma... E chi è andato a cacciare giù, nei primi tempi, volevano che vendesse la bottega, chi è là. O invece hanno detto che non cacciano chi almeno hanno detto. Perché parlano che non hanno, saranno fissetti. Va bene? Cosa vuole che ti dico? Migliaia di famiglie, proprietarie solo della loro casa nel centro della città, sono state espropriate e sospinte in periferia. I costi sociali pagati sono stati enormi. I lavoratori e le loro famiglie hanno pagato in termini di denaro e di salute. Una donna felice. Sì, io abito Salita San Silvestro, dove sono quei palazzi nuovi, capito? Ecco, il primo palazzo nuovo. Si sarà comprata un palazzo nuovo? Non me ne ho cacciato un caos. Pago l'affitto, decide 6 anni che stago lì.
Gli affitti qua nel centro storico? Diciamo, fatturano che fanno mettere imprese, poi fino a troppo. Quanto paga? Paga me, ma io non conosco perché Il suo padrone sa chi è? padrone. Non so mai come si chiama, perché è bravo, una persona brava, sa, si dice. E neanche le anni che stiamo lì. Ecco. Vedo i dannati infatti anche tutto. E che veniva di sti denti a starne sempre da roba, si vede che gli fai da roba, che è premiato. Vuole un po' che non faccio niente, ma chissà come andiamo a finire. Minuto, se vediamo, almeno che venisse da gente da poi vendere e da pagarci te, se un sacco pago 500 mila lire addosso dell'altro per dire. La guerra la fanno tra loro, gli speculatori di sempre, quelli che costruiscono ghetti, sempre ghetti, solo ghetti, per fare soldi, sempre soldi, solo soldi. A pagare sono gli abitanti del centro storico. Da anni di rastrellamento occulto delle proprietà dell'intero centro storico va avanti e continua oggi con metodi violenti e mafiosi. È dal 65 che tale rastrellamento ha investito a tappeto la zona di Tre, Principe e Balbi. Un quadrilatero del quale ha tentato di impadronirsi la Cassa di risparmio. Pongiglione pensava di costruire a Balbi, a Principe, un centro direzionale. Gadol e Parodi operavano per allungare le loro mani su Piccapietra e San Vincenzo. E le loro voglie hanno prodotto guerra che non solo è passata sulla testa del Consiglio Comunale, ma che ha travolto e rischia di travolgere ancora l'esistenza dei cittadini appartenenti ai ceti meno agiati. Centinaia di migliaia di operai, artigiani, lavoratori sono stati e sono costretti a spostarsi da una parte all'altra della città, in funzione unicamente degli interessi della speculazione edilizia, contro i propri interessi e più in generale contro gli stessi interessi dell'industria, del porto. In una parola, contro gli interessi degli strati produttivi e non parassitari della città e della Liguria. Ho detto che invece non è cacciarsi chi cucina vecchia, è andare a cacciarsi tutto. Invece se sono per me, hanno detto che questi diciamo puliscianti davanti, però lasciamo stare come su. Se sai a via, non so che dire, fino a non convisto niente. Ma la gente che abita nel centro storico è sempre la stessa oppure... Il centro storico non che stanno uscendo perché hanno ancora finito i palazzi. No, ma qua in Ravecca. Ah, qui in Ravecca? Sì, la gente se ne va oppure cioè, vorrebbe preferire andare a abitare nelle case nuove. Ma come fanno a pagare poveri disgraziati? Come fanno? Mi sono sceso dal suo cane, sognati che m'han visto pure te, e a quella mezzo stare qui, e tu, da che gialli, so piazza Giapparo da dove e come ti confesso che la e come tu prendete ma la vita cantando
Pianificazione del territorio. Quale pianificazione? Ogni tentativo è sempre stato osteggiato dalla speculazione fondiaria. Le masse inurbate nel secondo dopoguerra vengono concentrate nei quartieri medievali. Antigenici, inadeguati, privi di servizi, ma adatti a nascondere migliaia di persone dietro spesse mura, e in strada dove, si sa, la promiscuità è di regola. Intanto in periferia si delineano i quartieri satellite. Si tratta di vere e proprie lottizzazioni, aggiunte col sistema del carciofo. Foglia dopo foglia, licenza edilizia dopo licenza edilizia, nascono i quartieri nuovi, servizi pubblici inesistenti, né scuole né verde né altro, neppure strade, neppure fogne. Via Napoli, via Vesuvio, Oregina, Val Bisagno, San Pier d'Arena. L'elenco dei nomi della speculazione è finito. Creati questi centri, aumentato il reddito delle famiglie, diventa facile allettarle, per chi si è lavato per anni come gatti, per chi ha battuto i denti nelle stanze umide e gelate. La doccia e il calorifero diventano il massimo dell'aspirazione sociale. Migliaia di famiglie risalgono le colline e finiscono emarginate nei ghetti di periferia. Ah, la casa lasciamo perdere, le case qua, prima cosa, ce ne tante che non sono abitabili, soffitti bassi, scale a precipizio, se uno arriva sopra il livello di testa deve andare a scalino, non a San Martino. Negli anni 60 e 70 gli speculatori tentano, con successo, la carta dei piani particolareggiati. E questo è il caso in cui, per ragioni diverse, gli abitanti di Portoria, Madre di Dio, resistendo a chi ha interesse a trasferirli in periferia, vengono cacciati dalla mano pubblica della speculazione, dai vigili e, se non bastano, dai carabinieri e dalla celere. «38 miliardi, questa è la somma data alla Cassa di risparmio di Genova e di Imperia, agli speculatori che hanno prima raso al suolo il quartiere proletario di Via Madre di Dio e ora stanno ricostruendo il centro direzionale detto dei Liguri, in continuazione dello scempio compiuto a Portoria, ora feudo Gadolla. Le immobiliari fanno la loro comparsa a Porta Soprana agli inizi degli anni 60. Sono piccole e tra loro indipendenti. Nel 68 però mutano amministratori e il capitale aumenta. Le banche appoggiano massicciamente ogni speculazione. Per avere credito maggiore, le immobiliari tendono a fondersi e si accentrano nelle mani di pochissime persone. Nel 72 arriva il capitale straniero, o meglio, il capitale genovese, esportato clandestinamente all'esterno e riportato legalmente in città quando si presentano ottime condizioni di sfruttamento e di speculazione. Ma chi sono gli attori di questa speculazione compiuta nella zona? Basta recarsi in via Fieschi al numero 1 interno 20, è incredibile, ma li troviamo tutti lì.
Graziani Giovanni, amministratore dell'immobiliare Il Colle, Atena, San Giovanni Battista. La Cassa di risparmio gli ha versato 18 miliardi in 4 anni. Galvani, amministratore della Fieschi e Danilo, 11 miliardi in 2 anni. Menso Giuseppe, amministratore della Soprana, 7 miliardi nel 71. Pongiglione Alberto, procuratore della Soprana, amministratore della Vernazza collegata al Colle e alla San Gallo. Quanti soldi avrà ricevuto? A questo punto, per noi la matematica è una materia difficile. E devo lavorare per vivere. Prima avevo i figli piccoli, adesso sono anche loro hanno una famiglia. E così con la pensione che mi danno ben poco. E come si fa a tirare avanti? Perché si fa con 46.000 lire, quando sono al mese? Io prendo 138.000 lire come me ogni 2 mesi. Cosa faccio? C'è un ragazzo che a forza era un po' mezzo malaticcio e a forza di quando venivano i fascisti in casa a cercare i miei figli che erano in montagna, mi hanno cacciato una bomba di quelli col manico di legna nel fuoco, nella stufa, è diventato più. E ce l'ho del 32, ce l'ho in casa. Ho fatto la domanda di invalidità. È 3 anni che ce l'ho in corso. Si muore di fame. Speriamo che cambi qualcosa con le Ma io ho speranza di sì. Io speranza. E con quella speranza voglio che ci abbia la speranza che dico io e poi anche che muoia non me ne faccio niente. Vedo una soddisfazione. Io ne penso bene. Della DC? Dei fascisti, di chi se lo dice? La DC, Democrazia Cristiana. Maledetti dove sono? Sono vigliacchi, la DC. Quelli no, non le posso vedere. Guarda, adesso che tutto nervoso come ho fatto per mio figlio. Io voglio bene i comunisti, basta. Piccoli, ricordo lontano, simili alle dita di una mano, una donna stordita passando ti sfiora la vita. Corri in cerca del mare che compare e scompare. Piccoli. L'università nel centro storico ormai è deciso che si farà. Costerà 50 miliardi, permetterà l'aumento del valore delle aree circostanti, obbligherà 1.000-2.500 abitanti della zona di Sarzano ad andarsene dalle loro case. «260.000 metri cubi di cemento nel nucleo medievale più antico di Genova, quello raso al suolo dalla guerra da 30 anni ma più utilizzato. Sul progetto di trasferire la facoltà umanistiche nel centro storico si sono trovati d'accordo tutti, democristiani e comunisti. Questi ultimi in nome della bonifica della zona distrutta e del potenziamento delle aree inutilizzate.
Tutti però hanno taciuto sul perché il potere ha lasciato che il centro storico si degradasse sempre di più. Il centro storico è stato utilizzato come ghetto per la malavita, fenomeno sociale indotto dal modello della società dei consumi, imposto dai governi democristiani. È servito da serbatoio ghetto per gli immigrati dal meridione e dalle campagne. Ha funzionato come area di parcheggio del sottoproletariato di ogni specie. Dove giocate? Qua. Noi giochiamo qua, c'è il campetto, c'è un vuoto dove giochiamo, un vuoto della chiesa. Però ancora il campetto non è finito. Come ti chiami? Stanno facendo Costantino. Tu? Loredana. Ma siete amici? Giocate sempre qua assieme? Sempre no. Quello è mio cugino, siamo tre sorelle. Così vi trovate bene? Fa queste macerie? Bene no, ma meglio che niente le vedo. Voi abitate tutti qua? Io quelli con io qua, in questa portone verde. Ma lei in questa piazza che me la piazza degli scalini. Piazza Voi? Come vi ci trovate la gara? Bene, adesso l'hanno aggiustata che hanno speso mezzo miliardo. Mezzo miliardo. Anche di più. Ma vai via, va! L'hanno fatta nuova, mezzo miliardo, ma stai zitto, era già questa. Ma i gabinetti sono sporchi. No. Nella vostra, aspetta. Nella nostra ci sono i gabinetti da così. Tutti i giorni io mi devo tirare sui calzoni fino a qua c'è tanto di quel piscio. Non c'è. Nella scuola ci sono delle palestre, però sono per quelli che hanno la schiena deformata. No, invece no, la palestra è bella ma è un po' piccola. La persica è tremenda. Quindi non è qua, non c'è una cosa fatta bene. No, non c'è mai niente qua. E qua adesso che buttano giù tutte le case, costruiscono. Ma dove fanno buttano giù quello? Dicano che buttano giù, ma quello non c'è, lì non ci abita nessuno. Là c'è tutto cemento, lì vicino al mio piccolo dovevano aggiustare e non sgridate, se no so. Quella lì non la buttano. Avevano aggiustarlo. Lì dall'università? Dove l'università? Sanità Santa Caterina non dovrebbero fare Sanità Santa Caterina. Dove hanno fatto quei palazzi nuovi? Passando ti sfiora la vita, corri in cerca del mare che compare e scompare. Piccoli, salite e discese, umili, nelle case, nelle chiese, la Genova sera, dalle sedi E ora ecco spuntare la proposta dell'università nel centro storico, in nome dell'esigenza dell'Ateneo genovese. Ma che cos'è l'università del 1976? È una federazione di baronie. Sono sì e no 300 persone, tra docenti e assistenti, avidi di potere e di finanziamenti, che producono tutto tranne che il sapere. Se i baroni premono per andare nel centro storico è unicamente perché pensano di potersi distribuire il potere in maniera più razionale. Perché allora, in nome di questi interessi, si deve cacciare dal centro storico la gente che ci vive? Perché non si può usare la zona destinata all'università per la vita collettiva, la convivenza urbana, i servizi sociali, il verde, che sono sempre mancati alle masse popolari del centro?
Sei mai stati in te non stai de towe saprei più dere au banco non che mai au padrone che causa in mezzo a gente veggia che in piedi di galesi cosa in che basta qualche gotto per tornare. Tu stai ed una volta poco a poco bene a me, pur te via da cimento desta neva su c'è te, che in mezzo progresso avete rinnovare, ma certe cose non sapevano toccare. Tu una puntata. A 2 passi da via Madre di Dio, rasa al suolo, dietro Porta Soprana, l'aggressione del centro storico da parte degli speculatori non c'è ancora stata. Eppure gran parte degli edifici di via del Colle, Vico Calabrate e Salita del Prione è in mano alle grosse immobiliari. Gli speculatori si spiano attentamente tra loro. Il primo che si muove nel centro del centro storico paga per tutti, ovvero s'accolla le spese di urbanizzazione primaria a favore non solo suo, ma di tutti gli impresari che costruiranno dopo di lui. È meglio allora parlare di risanamento del centro storico. Ieri i programmi erano democristiani, oggi sono gli stessi ma comunisti. La differenza sta nella volontà di dare il via a queste realizzazioni. Il primo piano particolareggiato riguarda il Prione, Ravecca, Colle, Calabrate, Porta Soprana. La zona è davvero sinistrata. 167 alloggi su 724 sono vuoti. La maggioranza degli abitanti è in affitto. Metà delle abitazioni sono in mano a grosse immobiliari. Chi abita in questi alloggi sa cosa significa vivere in vicoli sporchi, in case che marciscono con il cesso in cucina. 579 alloggi hanno il water, non separato da paratie vicino al lavandino. Solo 57 alloggi posseggono il bagno.
Ma come? Bonificando con una spesa di 2 miliardi la palazzata tra via Calabraghe e Salita del Priore, che ospiterà circa 200 abitanti. E per tutti gli altri, convenzioni stipulate tra il comune e i proprietari. Una paratia intorno al water, un'intonacatura al soffitto e gli affittuari pagheranno un affitto aumentato. Passò tanti anni, e quando è anche in livello, quello tempo così bello, che mai ci so per scorreggiare. Quando andava in tu carrozzo, ademuame qui cardetti, e molti mascarzonetti, che a se non puoi avanzare. Me ne andava lui a scuola, me ci botte mi affugiva e formava comitiva, se ne andavi ma bagnare. In cima a pastoreo, a San Pedro da fugge, e cantiamo sottovoce questa antica me canzone. Che lì a donde mi ricordo a me casetta di quando anche che lì a donde sei e io ricordo me ciao che scordai. Via Madre di Dio, peggio di Picapietra. Le strutture in metallo dei nuovi edifici nascondono perfino la palazzata di Via del Colle, che il comitato di quartiere aveva chiesto fosse lasciata libera alla vista. Ma l'ingegner Pongiglione, amico carissimo di Siri, continua a costruire i cubi di ferro, quando, come e dove vuole, con i democristiani come con i comunisti, senza rispettare le distanze urbanistiche stabilite dalla legge. Tra i cubi di Pongiglione, le case del Mura del Barbarossa, ormai disabitate a forza, per le fondamenta danneggiate ad arte dalle ruspe degli imprenditori, ci sono pochissimi metri. La gente protesta, i funzionari comunali non sentono. Siamo sinistrati, non facciamo di somma, ne parla più di volte. Sì, all'annunziata siamo. Noi ci ha bruciato la casa qua. Dove qua? Qui in Carignano. Siamo a 2 anni e mezzo a spesa del comune noi e della ditta. 15.000 lire al giorno paghiamo. Siamo in 20, 300.000 lire al giorno. Ogni lunedì la padrona della Beve si piglia 3 milioni. Dal comune? Dal comune e da questa impresa di via Madre di Dio. Questi delinquenti che hanno fatto le case giù hanno toccato con la raspa il tubo del gas e il diametro, che abbiamo prodotto tutto. Denari, oro e via. Adesso mi hanno, C'è stato qualche ferito? No, niente, meno male è fatto di giorno. Se c'è più di notte moriamo. Ah, qui deve esserci qualche incendio qua. Ah, un altro incendio? La casa che è bruciata, è vero? Lì, sopra, nel Carignano, sopra il ponte, lì. Metà è bruciato, sono cadute le cose, le scale, gli altri ci sono ancora gli abitanti là. Sul ponte, la catena il numero 9, guardi, a vedere,
c'è un coso così di cristallo, un portone. Ma dovevano darvi delle case? Cioè, dovevano darvi un'altra casa? Ma non ce n'ha il comune case. Ci ha detto deve restare al comune. Il comune non ce n'ha case. Ha detto a cercare, come fai a pagare una casa a 150.000 lire al mese? Io ne piglio 140 al mese e a mangiare. A fare in culo loro e te lo go. Ciao. Dove andranno ad abitare gli abitanti del centro storico? A Viziano, consigliere regionale del PLI, in qualità di rappresentante del CIGE, Consorzio Imprenditori Edilizi Genovesi, e grosso speculatore, viene concesso dalla Giunta di occuparsi della realizzazione di una nuova città di 23.000 abitanti a Begato. Il nuovo quartiere viene sbandierato come perfetto ed autosufficiente. Quando si trova in una zona di montagna, già destinata a parco per le cattive condizioni climatiche, zona ventosa e di difficile accessibilità. A favore di chi viene attuato questo intervento urbanistico? Non certo a vantaggio dei lavoratori. Un appartamento costerà 30 milioni e l'affitto salirà a 150.000 lire al mese, ma a vantaggio dei 13 imprenditori consociati alla CGE, che fruiranno di credito agevolato e della facoltà di espropriazione delle aree ai costi della legge sulla casa. Le case popolari, scusi che glielo dica lei, è una pigliata per quel posto. Qua ci vorrebbe, vede là, le case popolari, sinistrati di guerra, per dire, non piglio l'esempio mio che sono sinistrati di guerra, sarebbe come fanno gli altri andare a rompere e metterci dentro. Perché le case popolari le danno a chi conoscono, non a chi gli appartiene. Perché a me mi appartiene di diritto, ciao. Perché a me le tengono sul lavoro, mi tengono in una casa, io la casa non me l'hanno mai data. Né a me, né a mio padre, né ai miei fratelli, che noi siamo 8 figli nati a Genova, la casa non me l'hanno mai data, ma manco la domanda mi hanno accettato. Però se io romperei, andrei di prepotenza, o rompere la faccia, per dire la faccia, pigliare un palo al primo che si presenta a dire cosa vuoi, metto un letto per terra, metto una cucina, mia figlia, mia moglie, è finita la casa popolare. Si avranno così case nuove, molto care, in aree decentrate e scomode, di difficile accessibilità, quando a Genova esistono 1.100.000 vani per una popolazione di 800.000 abitanti. Qualcosa non quadra. Il centro storico attende da tempo una risposta ai suoi numerosi problemi. 80.000 vani sono sfitti. Non si fa ancora nulla per recuperare tale patrimonio edilizio. Perché allora lavorare a ritmo massacrante? Per fare soldi all'ingegnere Viziano? Queste bottiglie ravati, scatolette del latta, del ramo e del ferro, ma che giù perché? Queste bottiglie ragazzi, scatolette del latta, del ramo e del ferro, e poi ti accampa. Giù petite strade del Sena, alle ametite, normali non puoi appressar, cosa se prova e come mi a nuova venita in tutto il suo tempo sentite padroni
de tutte cose che vi apri, caccia via cuscì. Quando è ben curì, dove vuoi arrivare? Senti a pace che fa 30 ocche, in tu vete in tramonto in sciumà, no muggene palanche perché hanno sette a catà. Fino ad adesso queste sono state le scelte per il centro storico. L'amministrazione di sinistra ha ora varato un piano regolatore che è tutto da riempire. Conosciamo gli speculatori, sappiamo che l'università nel centro storico non serve a niente, non vogliamo andarcene da dove abitiamo. Spetta ora alla gente che vive e lotta nel centro storico partecipare alla scelta, condizionare le decisioni del Consiglio Comunale. Di democrazia ce n'è bisogno, di democrazia proletaria.